situazione italiana, ce l'ha fotografata l'Istat non più tardi di una quindicina di giorni fa, 10 giorni fa, non è una situazione migliorata rispetto all'anno scorso, in peggioramento ormai costante, diciamo, dagli ultimi 10 anni. Il 9,8% della popolazione in Italia, pari a 5.752.000 persone, sono sotto la soglia della povertà assoluta. Tante di queste persone con reddito evidentemente insufficiente. Il Banco Alimentare ha visto crescere le richieste dalla parte delle strutture caritative, che a loro volta hanno maggiori richieste da parte di singole persone in difficoltà. Si fa il possibile, ma purtroppo in questa contingenza così difficile si è aggiunta una difficoltà di tipo amministrativo, burocratico, che hanno rallentato in questi mesi le consegne da parte derivanti dai fondi nazionali e dai fondi europei, quindi minor cibo da poter distribuire. E questa è un po' la situazione attuale. Per noi è importante continuare a fare al meglio il nostro lavoro, che è quello del recupero delle eccedenze e dell'invito alla donazione di alimenti, soprattutto per l'uso di delle persone da parte delle aziende, che non venga destinato ad altri usi.